Si è svolta stamani la giornata conclusiva del progetto In and Out, Sapori di Vita, con la presentazione del libro che contiene i pensieri e le ricette dietro le sbarre che i detenuti dell'Istituto di Pena Petrusa di Agrigento hanno voluto realizzare. Diverse le letture che sono state tratte dal libro, lette da Salvatore Nocera, che ha anche intrattenuto con canti presenti, e da Marcella Lattuca, che è intervenuta anche come insegnante di scienze alimentari che ha seguito i detenuti nel progetto. Sapori di Vita è scuola al servizio della ricerca del gusto della vita, laddove in carcere la vita ha spesso il sapore amaro del rimpianto e del dolore. Il progetto In and Out è stato eseguito grazie alla collaborazione dell'Istituto Don Michele Arena di Sciacca, dell'Istituto Ambrosini di Favara e la direzione dell'Istituto di Pena Petrusa. È un progetto che è frutto dell'impegno, della volontà soprattutto dell'Istituto Alberghiero Ambrosini di Favara, che io ringrazio perché ci ha dato l'occasione di vivere dei momenti molto importanti, di dare la possibilità ai detenuti di esprimere tutta la loro fantasia, tutte le loro emozioni, le ricette, le lettere ai familiari, le poesie di amore. Sono stati momenti veramente molto toccanti che danno l'immagine di una popolazione detenuta che comunque sia non smette di sognare, soprattutto di sognare una vita migliore, rispettosa delle regole. Abbiamo lavorato un intero anno in sinergia con l'Istituto Don Michele Arena di Sciacca e quindi le classi del carcere di Sciacca e l'Istituto di Bollate, un progetto che nasce in sinergia con altri partner che ci hanno accompagnato e ci hanno dato la possibilità di sperimentare un'occasione legata alla scrittura, all'autobiografia, alla restituzione della dignità per i nostri corsisti ristretti. Una scrittura più mani, corale, che raccoglie ricette, lettere, pensieri e che ci fa pensare a questo momento di conclusione non soltanto come la tappa finale di un anno che profuma di vita. Questo libro che è stato opportunamente organizzato come attività curriculare dall'Alberghiero di Favara, con cui si ha una lunga ormai decennale collaborazione, sta a dimostrare in effetti che quando si ha la volontà di portare avanti dei ragionamenti, delle possibilità unitamente alle opportunità e soprattutto di far vedere e far conoscere fuori all'esterno la diversa realtà non soltanto detentiva ma anche di idea, di opportunità, di voglia, di ben reintegrarsi e riuscire, partendo da queste cose che a tanti possono sembrare delle stupidaggini, ma chi avrà la possibilità anche di leggere questo libro si accorgerà che ci sono delle profondissime riflessioni che spesso e volentieri, tante volte mettono in crisi anche noi che conosciamo da quasi un quarantennio, anzi molto di più di un quarantennio, quella che è la vita detentiva. Dobbiamo ringraziare i nostri studenti perché ci hanno dato i loro pensieri, le loro emozioni, si sono messi a nudo e non era così scontato, in poche parole si sono fidati di noi. Non è stato sempre un percorso facile, ma chiaramente estremamente gratificante perché dà un senso al nostro lavoro qui in carcere. Quello che noi facciamo non è semplicemente un momento di evasione dalla cella, ma è buttare semi per il riscatto sociale, il reinserimento nel mondo del lavoro e cercare anche di riempire il vuoto, la nostalgia, ma riempirli di contenuti. È pur sempre una bellissima esperienza per un artista agrigentino mettere a disposizione le proprie risorse per una dimensione umana che non è certo tra le migliori. Devo ringraziare sia Wilma Greco che la mia amica co-presentatrice Marcella Lattuca. Per me è quasi un atto dovuto perché ho visto nascere questo lavoro, per cui era naturale il fatto che organizzassimo questa manifestazione, questa presentazione che spero sia stata gradita.